Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, come potete vedere ci stiamo dirigendo verso come dire, non un ennesimo spreco pubblico, un ennesimo volta che lo diciamo di spreco pubblico di denaro, ovviamente. Ecco, come potete vedere, Catanazza un bene. Queste sono strutture pubbliche. Purtroppo sono pubbliche, non sono nostre, sono pubbliche. Ma caso, puttero, palco, mamma mia, io qua mi sto tramutando. Perché, vedete, vi faccio, questi sono dove poggiavano i piedi del palco, vedete qua? I piedi del palco questi erano. Cioè, io mi sto tramutando. Perché scusa, che motivo c'è di smondare un palco che ancora si deve inaugurare? Ecco, qua pure c'era la struttura in ferro simile a quella cosa lì, guarda, ci sono dei resti, vi faccio una zoomata perché mi sa via atrás c'ho la minchia piena che proprio mi duole il cuore. Guardate, qui c'era un palco e vedete qua tutto distrutto, depravato. I cosi irrumbano i persone, questo sì è vero, i cosi irrumbano i persone, però i persone irrompono perché non le sentono proprio. Che è questo Montelungo? Non si sa più, manco dopo minchia è, cioè io ho sentito dire i parrina, dobbiamo fare le feste a gratis, a basso costo, non volemmo soldi. Com'è? O a fare i feste gratis a Peppe Grillo, camma comunale. Se questo non è spreco di denaro pubblico, a Monti, che ci devo mandare io del sito quello dove si fanno le segnalazioni, il video ci mando questo, spreco di denaro pubblico, e vediamo che dice. Come Pino Federico Sedonese? Pino Federico Sedonese? L'orgoglio di essere eccellente. Ma ecco c'è chiusa. Come? Vedo?